Partecipazione da record per la 10ª edizione dell'evento al femminile organizzato da Corri Treviso e Treviso Atletica con il patrocinio della Lilt. Una domenica da ricordare tra divertimento, condivisione e solidarietà. Siamo donne, nuora, figlie, cognate, suocere, tutto insieme. Balliamo musica country, quindi per capirsi quelli con i capelli, con i tacchi, musica americana. Siamo mamme e figlie, amiche tra di loro da parecchio tempo e quindi da sempre volevamo fare qualcosa assieme. Ci siamo divertite, vero? Sì. Ciao! Donne, donne, un universo senza blu! Siamo qui proprio per sostenere tutte quante insieme la ricerca. Treviso è un'emozione colorata di rosa, un brivido tutto al femminile. 10.579 donne, un autentico fiume rosa. Sono loro le protagoniste della 10ª edizione che ha regalato spettacolo coniugando il divertimento di una festa interamente in rosa a momenti di riflessione su temi cruciali dell'universo femminile. Ci siamo confermati nuovamente ad alto livello, 10.570 circa, numeri importanti che ci gratificano del grande lavoro fatto in questi mesi. Treviso in Rosa diventa un momento per aggregarsi fra di loro, di venire insieme a fare un qualcosa dove, stando bene insieme, si accorgono di tutto il tempo perso quando le persone non si parlano fra di loro. Ho avuto l'impressione di una grande serenità da parte di tutte le ragazze e con questo poi una grande voglia di finirla e di divertirsi. Ecco, questo è un qualcosa che mi ha particolarmente colpito. I DJ di Radio Company, Leo e Gianluca Pacini, hanno trasformato il Bastione delle Mura in una grande discoteca sotto il sole di mezzogiorno. C'era la musica di Michele Patatti in Borgo Cavour, la magia delle super fotografate trampoliere della compagnia teatrale Barbamoccolo, c'era pure il questore Manuela De Bernardin in testa ad un folto gruppo di poliziotte, maglia rosa e cappellino d'ordinanza. Siamo qui per condividere come donne e come poliziotte, come tutore della sicurezza, questa giornata con tutte le donne per riflettere anche sui temi della sicurezza. C'erano palestre, aziende, gruppi parrocchiali, corsi di cammino, yoga, pilates e zumba. C'erano i gruppi di Ascom, Confcommercio, del Pronto Soccorso di Treviso e del reparto di geriatria del Cafoncello. E poi le scuole, dal Besta al Palladio, dalle Canossiane alle Stefanini, alla Casteller di Paese. La ricerca è importante perché purtroppo quello per cui si lotta è un qualcosa che ci può coinvolgere tutte. Da sempre impegnati in città a favore di tutte le attività commerciali. Una piccola pausa, tanto facciamo attenzione. Ciao. Crediamo che Treviso sia una città vivibile sempre a 360 gradi. Oggi lo dimostriamo. Evviva! Sì. E siamo stra felici di essere qua oggi. Ragazze, pronte? È stato il regalo che abbiamo fatto per la festa della donna a tutte le dipendenti, a chi voleva partecipare, perché siamo quasi tutte donne al lavoro e quindi le donne per le donne. E poi tante aziende a sostegno dell'evento e del messaggio primario di Treviso in Rosa: prevenzione. La salute ci rende tutte più forti. In particolare ci occupiamo di promuovere l'attività fisica a tutte le età, dai bambini agli anziani, agli adulti e soprattutto alle donne in gravidanza. Vogliamo sottolineare l'importanza di aderire ai 3 programmi di screening che sono gratuiti: il colon, il resto della cervice uterina e del seno. La cosa più bella è vederci tutte così unite per un unico obiettivo, che è quello, oltre al sostegno ovviamente alla Lilt in questo caso e non solo, ma il messaggio, cioè il messaggio di prevenire, prevenzione. Oggi abbiamo visto in tanti momenti lo slogan previeni ed è bello vedere che le donne si tengono per mano, come per dire mi controllo io ma controllati anche tu, ecco, un amore che è sempre più contagioso e di condiviso. Con l'iniziativa Life Rosé
Da diversi anni ormai siamo sponsor della Lilt di Treviso e con questi 2 vini devolviamo parte del ricavato proprio all'associazione Lilt. Orgogliosissimi di essere qui oggi per il 3° anno consecutivo in Treviso Rosa e vogliamo ringraziare in realtà sia l'organizzazione Treviso Rosa quanto anche la città di Treviso per tutta la fiducia che ci ha dato, ma soprattutto per essere ancora qui quest'oggi. Non potevamo mancare e condividere con tutte le donne che sono una forza questo momento importantissimo e dire a tutte dobbiamo occuparci di noi stesse e di prevenzione. È stata anche la grande giornata della Lilt, arrivata sulle mura con il tradizionale camper che ha messo a disposizione materiale divulgativo su corretti stili di vita, sana alimentazione ed educazione alla prevenzione. Il ricavato di Treviso in Rosa sarà destinato all'acquisto di un mezzo per il trasporto dei malati verso i luoghi di cura. Con Lilt presenti anche Avis e Aido. Il contributo che ci verrà assegnato da parte di Atletica Treviso e Corri Treviso servirà per l'acquisto di un automezzo, perché noi abbiamo un servizio trasporti che ci consente di fornire un servizio molto utile a circa 650 pazienti all'anno, che nel 2023 ha compiuto 4.500 viaggi e 470.000 chilometri, quindi 12 volte il giro della Terra, e quindi con i fondi che raccoglieremo quest'anno avremo un nuovo mezzo per potenziare questo servizio. È stato uno degli avvenimenti più entusiasmanti di tutto l'anno. Allegria, messaggi da dare a un sacco di persone. Il messaggio nostro è quello di sia donazione a scopo di trapianto, donazione di organi, tessuti e cellule. In Italia ci sono circa 8.000 persone in lista d'attesa di trapianto, quindi basta un semplice sì per dare la vita a molte di queste persone. Devo ringraziare l'organizzazione di Treviso in Rosa, gli speaker, le donne che si sono proposte, ma anche uomini si sono iscritti, quindi per noi è stato un successo oggi, grazie a tutti davvero. Le 10.579 iscritte all'edizione 2024 di Treviso in Rosa sono arrivate da 14 regioni e 28 province. Il gruppo più numeroso è stato quello della Lilt con 478 iscritte. Al secondo posto il gruppo sportivo culturale San Martino di Lughignano, 350, al terzo le Rose di Monigo, 190. Premio speciale, il trofeo Tigotà, al gruppo Adrenaline Rosa che, guidate da Gloria Tasca, hanno animato con l'energia dello Zumba il Bastione San Marco per gran parte della mattinata. Buon 10° anniversario, Treviso in Rosa!